Oggi con grande orgoglio ed emozione all'Assemblea Costitutiva di Confindustria Padova e Treviso e Confindustria Venezia Rovigo all'unanimità approvato la nascita di Confindustria Veneto Est, quindi nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. Ecco, avete il Premier Meloni qui, le ripeto la domanda in sintesi: che voce arriva dal Veneto, quali sono le richieste? Una voce di lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti dell'energia e del gas, abbiamo sicuramente il tema del cuneo fiscale, noi chiediamo fortemente un cuneo fiscale che deve essere tagliato del 5%, abbiamo il cuneo fiscale più alto dei paesi OCSE, quindi c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti. C'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture, quindi speriamo che i soldi del PNRR vengano investiti bene anche qui localmente sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno, sia per uscire dal nostro territorio per le merci e per le persone, sia internamente per il nostro territorio. Presidente, cosa porta in dote il progetto di fusione? Porta in dote la prima cosa un servizio che si rafforza per i nostri associati, quindi un supporto forte alle nostre aziende, alle aziende del territorio, porta una progettualità insita già nelle singole Confindustrie che vanno a fare somma insieme, che porteranno dei bei progetti per il nostro territorio e portano, lasciate dire, anche una visione che vuole guardare al futuro, al domani, per fare in modo che questa area, questo territorio possa competere le sfide globali di oggi e di domani, non a livello italiano, non a livello europeo, ma a livello mondiale. Ecco, come vorreste che cambiasse il Veneto e cosa farete per cambiare il Veneto? Il Veneto è già una terra stupenda, noi vorremmo cercare di aiutare, contribuire al Veneto di diventare sempre più attrattivo e quindi essere attrattivo per il capitale umano, per il capitale finanziario, per la cultura, che possono venire e integrarsi bene in questo meraviglioso territorio. Il tema della mobilità, diceva. Il tema della mobilità è senz'altro importante, questo lo dicono i dati, i megatrend dicono che i ragazzi, i giovani, le persone si muovono dove ci si riesce a muovere facilmente, dove si può raggiungere facilmente il luogo di destinazione e dove ci si può muovere all'interno di questo luogo in maniera facile e molto smart. ZLS e Hydrolio sono due doti importanti che forse valorizzeranno questa unione? Assolutamente sì, anche questo è un asset prezioso per il territorio, su questo dovremo lavorare in maniera molto attenta con il territorio e con gli stakeholder del territorio. Da gennaio sarà lei il Presidente, cosa la guiderà? Un grande senso di responsabilità per condurre quattro province che sono province ricche del nostro territorio e soprattutto una visione comune che dovrà legare questo territorio in un'ottica futura. Cosa manca adesso a questa visione comune? La visione comune va costruita, quindi la progettualità bisogna metterla a terra. In questo territorio, lo dicevo prima, c'è già tanto, c'è già molto e dobbiamo cercare di costruire insieme quello che manca e quello che possiamo costruire insieme in termini di appunto di infrastrutture, in termini di grandi aziende, medie aziende, piccole aziende, tutte insieme possono essere messe unite in un percorso molto forte insieme. Qual è il rapporto con le altre Confindustrie tipo Vicenza, Verona, Belluno? Il rapporto con le altre Confindustrie è un rapporto molto aperto, molto schietto, di collaborazione. La nostra non dovrà essere un'associazione esclusiva, ma anzi un'associazione inclusiva per affrontare insieme quelli che sono i problemi del Veneto. Ecco, sappiamo che è un problema grosso quello dell'energia, però avete invitato il CEO d'Intesa, anche quello è una frontiera molto aperta. Che cosa vi aspettate dal sistema bancario? Guardate, in questo momento io penso che bisogna giocare in sistema. Noi abbiamo già aperto un tavolo comune con tutto il sistema finanziario, chiaramente Intesa è leader in questo territorio e quindi c'è bisogno di supporto finanziario sia per far fronte al tema dell'energia e del gas che purtroppo assorbe cassa alle aziende, ma sia per portare avanti gli investimenti. Questo territorio non si può fermare, deve continuare ad investire anche in momenti complicati come questo, quindi la parte finanziaria è importante, abbiamo bisogno di averla con noi. Anche lei è pessimista un po' come il Presidente di Confindustria Venezia che diceva che il 2023-2024 saranno ancora 2 anni terribili? Allora, non sono assolutamente pessimista, ma conoscendo il Presidente Marinese so che neanche lui è pessimista, però bisogna essere realisti e cercare di affrontare le cose, ma io rimango ottimista e nell'idea che l'economia potrà
potrà ripartire in un momento in cui ci sarà sicuramente un rimbalzo nei prossimi mesi. Confindustria Veneto Est nascerà il 1° gennaio, oggi ci siamo sposati, per dirla così, 1° gennaio convoglieremo in una casa comune e nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, un'idea di sviluppo di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida a essere competitor di altre metropoli. Quale sarà secondo lei il cronoprogramma da qui al 2024, visto che ci ha parlato di 2 anni difficili da affrontare con difficoltà? Ma sono 2 anni da affrontare con difficoltà per ragioni tecniche, non perché ho un'idea. Noi adesso le nostre imprese stanno per rimborsare i debiti contratti nel periodo del Covid, 250 miliardi, vi do un dato. 226 miliardi PNRR da restituire in 30 anni, 250 miliardi contratti come debito del sistema produttivo italiano da restituire in 5-8 anni. Lei sarebbe preoccupato? Io sì, io sono preoccupato, anche perché della tenuta è importante. Non sono pessimista, ma sono realista, come dice giustamente anche Leopoldo di me. Dall'altra parte 2 anni importanti perché avvieremo dei lavori, dei cantieri, dobbiamo avviare una progettualità spinta, dobbiamo aggregare i nostri servizi perché non abbiamo aggregato solo i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare per forza, aver successo significa fare ciò che piace. Quando una persona raggiunge fa quello che piace, ha raggiunto il successo. E nel successo c'è il lavoro, perché è parte integrante della dignità e del saper dire alla propria famiglia: io ho un'ambizione, che non è il guadagno, ma è la realizzazione di un sogno. Perché il metano in Germania costa molto meno di qua? Perché noi facciamo tanti debiti e perché noi siamo penalizzati dal punto di vista industriale? Quali richieste al governo devono arrivare dalla città metropolitana e dal Veneto? Guardi, noi paghiamo l'ideologia generale, abbiamo rinunciato alla produzione a materia prima, che Marghera si produceva il 50% della chimica in Italia, la chimica significa carta, significa qualsiasi cosa noi utilizziamo, per l'ideologia non si è dato la possibilità alle aziende di riconvertire e di investire. Abbiamo perso la produzione della chimica, abbiamo perso la produzione dell'acciaio, lo vediamo, tutta la materia prima non la produciamo più, il petrolio lo importiamo, sull'energia abbiamo sempre detto che vale la pena soltanto importarlo e non produrlo, siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa che compra tutto. Le sembra normale? No, a me no. E perciò dal punto di vista produttivo, considerando che le filiere si stanno accorciando e ci sarà una fase di reshoring importante, aziende che torneranno a investire qui, dobbiamo investire sull'energia, dobbiamo sburocratizzare questo paese, bisogna avere fiducia, l'imprenditore non bisogna definirlo un eroe, ma una persona normale, gli eroi vanno venerati, gli imprenditori vanno rispettati. Rispettiamo le aziende, è già un bel passo in avanti, e dialoghiamo, che è un altro passo in avanti. Rispettando e dialoghiamo, volete vedere che costruiamo. Grazie. C'è una connotazione green al Veneto Est, perché è la sfida anche questa del futuro. Noi siamo green per definizione, ma non è una battuta. Nella capitale cultura e impresa l'abbiamo fatta, non c'è nessun'area in Europa, trovatemene una, che ha investito più di 2,5 miliardi di euro nella sostenibilità ambientale, sulla produzione delle batterie nuove al lidio per quanto riguarda l'automotive, la costruzione di una centrale che produrrà 30.000 normal metri cubi di idrogeno, il primo distributore idrogeno, Mater Biotech a Rovigo, che è del gruppo Novamont, la riconversione di una raffineria tradizionale in bioraffineria. Noi prendiamo l'olio di frittura, quello che buttate nel lavandino, e lo trasformiamo in gasolio, in odore e in colore. Trovatemi 2 esempi in giro per il mondo e vi dirò che mi sono sbagliato. Presidente, lei ha sottolineato l'importanza del dialogo col governo. Come è cominciato questo dialogo? Ma guardi, adesso onestamente ritengo che sia tutto prematuro. Questo governo è in carica da un mese, si è trovato un'emergenza importante che è quella dell'energia. Su una manovra da 35 miliardi, 21 li abbiamo messi sull'energia perché è l'emergenza più importante. Questa è una manovra d'emergenza
che nasce dal governo Draghi. È impensabile ritenere che un governo, qualsiasi questo sia, in un mese ti possa stravolgere una manovra economica di questa portata, tra l'altro con un'interlocuzione con l'Europa molto rilevante, perché non dimentichiamoci che alla fine di quest'anno partirà un'altra tranche dei fondi del PNRR. Perciò, se posso definirla in un modo carino, così automotive della macchina, è una manovra assistita. A proposito di automotive, Intel forse è una grande impresa che arriverà proprio dal settore dell'automobile a Venezia, ZLS, siamo ancora attrattivi, sta per arrivare una fase buona da questo punto di vista. Se è nel dialogo col governo, se si stanziano i soldi, se si dà la possibilità di dire che c'è una visione, che c'è una certezza normativa, io sono convinto che non solo servirà a Venezia, a Rovigo e al Veneto, ma servirà all'Italia. Noi abbiamo bisogno di modelli. Tangeri è cresciuta e si è infrastrutturata solo attraverso le zone economiche speciali. La Polonia ha fatto la stessa identica cosa. La Cina, Deng Xiaoping, diceva che le zone economiche speciali erano le porte aperte al capitalismo occidentali. Cioè noi non ci stiamo inventando l'acqua calda, dobbiamo soltanto essere reattivi. Ultima domanda, allora a questo punto quando sarà la prova del 9 di questo governo per voi? Su cosa lo misurerete? Sul dialogo. Vi faccio un esempio, guardate, un esempio concreto, veloce, sul 110%. Sul 110% tutti ritengono che il 110% sia un'esagerazione. Io dico, è vero che è un'esagerazione, ma se entro nei numeri tecnici, la quota lavori del 110% pesa il 70%. L'impresa prende il 70%, il 45% sono tutti ammenicoli burocratici che non stanno né in cielo né in terra. Allora, anziché dire il 110 portiamolo al 90%, non era molto più sensato ascoltare e dire il 70% lo portiamo al 100%? Grazie mille. Grazie. Tra l'altro, oltre ai numeri c'è il contatto quantitativo che è importantissimo, oltre 86 miliardi di fatturato, quindi direi quasi metà del PIL del Veneto da questa associazione. Direi che è un bel segnale, soprattutto perché punta all'economia di scala, a razionalizzare, ed è un segnale che anche il pubblico dovrebbe cogliere. Potrebbe essere anche politico, convincere in questo momento di prendere questo. Ma direi che è fondamentale puntare all'economia di scala, ci permettono di risparmiare, di essere più efficienti, avere sempre l'ultimo obiettivo, ovviamente il nostro principale però è quello di dare servizio al cittadino, sia associazioni di categoria, quindi rappresentanti di interessi. Ma guardi, è inutile che tiriamo fuori ancora questa polemica della parte femminista, considerato che di fatto l'area metropolitana ideale del Veneto è Veneto, poi questo lo dimostra. E abbiamo altre aggregazioni importanti dal punto di vista industriale che sono a Vicenza, trascuriamo la provincia di Vicenza Storta, come la Grecia, Verona, non ne parliamo, e poi ovviamente quello che resta sul super uno che è una grande persona. Direi che l'area ideale è quella ma non si è perso nulla, perché comunque sono 20 anni nei quali il Veneto è cresciuto, nei quali le imprese si sono modernate, nella quale abbiamo lasciato l'era analogica alle spalle e siamo entrati a pieno titolo nell'era digitale. Diciamo che il Veneto di oggi non è quello di 20 anni fa, per cui la metropolitana in superficie è uno dei tanti progetti. Adesso stiamo parlando ad esempio anche dell'alta velocità e l'alta capacità e l'ammodernamento di tutta la rete di collegamento. 20 anni fa non c'era la pedemontana, era un sogno, oggi è realtà. Noi nel 2023 vediamo tutta la quantità pedemontana, sono 94 km di infrastruttura, attraversa 36 comuni e molti altri locali. Ma assolutamente sì, non l'abbiamo mai abbandonato, però investire sulla metropolitana in superficie, che è una delle strategie, significa abbattere il passaggio a livello, significa riammodernare ovviamente tutto quello che è diciamo, l'asse viario su ferro, e noi abbiamo fatto la nostra parte, ad esempio ammodernando tutto il parco macchine. Ricordo che il Veneto è la regione che ha i treni, diciamo, per cui età media la più giovane d'Italia, mediamente hanno 5 anni, abbiamo investito veramente un sacco di
miliardi e oggi sono così. C'è una caratteristica quando è stato il nuovo governo, possiamo anche attribuire un merito come Veneti di aver dato uno standing che anni fa non avevamo. Del resto, se non hai credibilità e standing internazionale non partecipi alle Olimpiadi, non tratti con Intel un investimento da 10 miliardi di euro, che è il più grande investimento nella storia del paese, non fai molte altre cose e stupiremo ancora perché comunque Interfire abbiamo altri progetti. Quindi l'aggregazione, Presidente, di questa prima parte del Veneto seguirà ad opera di fund, la sua, ma basta che adoperi il fund. che serve la addirittura fuori dal Intanto gli industriali danno un bel esempio di cosa significa fare economia di scala e di modernità. Dall'altro questo poi si ripercuote anche su quello che è l'aggregazione, ovviamente volontaria, ovviamente rispettando la volontà dei cittadini, anche rispetto ai comuni, ormai lo vediamo, abbiamo uffici tecnici in comune, abbiamo polizie municipali in comune, quindi da queste operazioni comunque servirà anche l'aggregazione. Dall'altro voglio anche ricordare che la città metropolitana, o meglio quest'area metropolitana che è il Veneto, che come Los Angeles sta dall'altro di notte, ha già aperto un altro grande progetto, quella della New Node in autostradale, che interessa non solo noi ma anche le regioni limitrofe. L'emendamento che noi abbiamo fatto presentare, che è stato approvato un paio d'anni fa, prevede che noi possiamo candidarci a concessionari con il benestare dei nostri vicini di casa se l'infrastruttura riguarda anche loro. E questo è un modello che si applica sempre. Verosimilmente con l'inizio del 2023. Quello è un vecchio progetto, è stato fermo per la vicenda del Mose in via promozionale, oggi in realtà ovviamente poi dovremo affinare tutto quello del tema delle esenzioni, ce ne sono già di base per i comuni attraversati, ce ne sono altre per un paio di anni per i comuni non attraversati ma vicini all'infrastruttura, però il mio obiettivo è quello di arrivare in Cavallino, non fermarci a Jesolo ma arrivare fino a Cavallino. Onorevole Giorgio Cortellazzi, siamo qui all'Assemblea, nella nascita di queste camere consigliere Veneto, Est, Treviso, Padova, Vigo e Venezia. Tutti assieme è un passo significativo anche per l'economia di questa parte del Veneto. Passaggio strategico e anche ovviamente che guarda i prossimi decenni. L'aggregazione come la struttura che tra poco voteremo è tanta cosa, stiamo parlando di un'associazione che all'incirca raggruppa 3 milioni di abitanti, mi pare di aver capito compreso la seconda o la terza d'Italia, per cui insomma, in un territorio come quello del Veneto che genera il secondo PIL in Italia dopo la Lombardia, per cui tantissima cosa. È anche vero che oggi ci sono giustamente anche atteggiamenti e toni trionfalistici. Quando era stata lanciata l'idea qualcuno magari pensava sì, proviamoci, tanto poi il terreno o il percorso sarebbe interrotto, invece e può essere anche un passaggio per cominciare a ragionare su aree più vaste. È chiaro che questo processo di aggregazione stimola senza dubbio anche la possibilità di aree territoriali che possono fare sinergia anche in altri settori e non necessariamente solamente in quello di associazionismo come quello della Confindustria. Un bello stimolo. Voi fra l'altro con Società delle Acque già lavorate molto in sinergia. Noi comunque abbiamo due territori importanti, sono quasi di oltre 500.000 abitanti, suddivisi su due territori, quello torresano e quello della Bassa Padovana, per cui diciamo che anche noi nel nostro piccolo, nel nostro grande abbiamo dato. Siete stati dei precursori. Grazie onorevole Presidente. Grazie a voi e buon lavoro. Presidente di Acque Venete. E certo. Qualità. Grazie a voi. Grazie, di nuovo buonasera a tutti, davvero scusatemi, intanto mi dispiace, dicevo, di aver interrotto un intervento, avrei volentieri atteso, quindi insomma mi scuso
e mi scuso anche per non essere lì con voi fisicamente, mi sarebbe davvero piaciuto esserci in presenza a questa assemblea generale di Confindustria Venezia Rovigo, Assindustria Veneto Centro, questa iniziativa d'aggregazione che anche io considero molto importante, per la quale ovviamente faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli attori, ma ovviamente, come dicevate voi, le troppe scadenze che noi dobbiamo fronteggiare in corsa e ovviamente anche i tragici fatti avvenuti in queste ore a Ischia, che noi stiamo ovviamente seguendo di ora in ora, diciamo, mi hanno impedito di prendermi questa libertà, mettiamola così. In ogni caso ci tenevo a partecipare, seppure brevemente, seppure da remoto, intanto per il lungo rapporto che mi lega al Presidente Vincenzo Marinese, che saluto e ringrazio insieme al Presidente Leopoldo Destro, ovviamente il mio saluto al Presidente Carlo Bonomi, e anche ci tenevo a esserci per l'attenzione che come spero sappiate io e tutto il governo abbiamo sia per le categorie produttive sia per il tema del confronto con i corpi intermedi. A un mese dal suo giuramento il governo ha già avviato il primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie ed è un dialogo che vogliamo portare avanti con costanza lungo tutto il nostro mandato. Certo, avremmo voluto avere più tempo per confrontarci, soprattutto prima della legge di bilancio, però la nostra è stata una corsa contro il tempo. Obiettivamente ci siamo trovati a fare una manovra di bilancio in tempi molto ristretti. Abbiamo dovuto scrivere questa manovra senza rinunciare a delineare attraverso le nostre prime misure, soprattutto attraverso questa che è la misura principe dell'anno di un governo, una traiettoria che fosse il più possibile nitida, scelte che dessero un'indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione. E tra quelle priorità c'è certamente il tema della crescita economica, a partire ovviamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare in riferimento alla principale emergenza che abbiamo di fronte, che è l'emergenza del caro energia, l'attenzione verso chi produce, il rafforzamento del ceto medio e dall'altra parte anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, la difesa del potere d'acquisto dei cittadini, ai redditi più bassi. Sono molte le misure che noi abbiamo cercato di mettere in campo nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse e soprattutto di risorse, atteso che come voi sapete i 30 miliardi che avevamo liberato con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono andati interamente sul tema del caro bollette per sostenere appunto le famiglie e le imprese, però questo non ci ha impedito di mantenere alcuni impegni che avevamo preso, di dare alcuni segnali. Penso all'incremento del 50% dell'assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino, nei primi 3 anni per le famiglie che hanno 3 o più figli, la riduzione al 5% dell'IVA per i prodotti sulla prima infanzia, 500 milioni per combattere il caro carrello per le famiglie più deboli, così come abbiamo deciso di rendere strutturali le misure in sostegno delle persone con disabilità. Abbiamo previsto un'indicizzazione delle pensioni che aiutasse soprattutto gli importi più bassi, 120% la rivalutazione delle pensioni minime, cioè abbiamo fatto degli interventi che incarnano una visione sociale. Lo dico a voi perché questo governo condivide con la Confindustria, questa visione sociale. E lo dico a voi perché insieme a queste scelte la gran parte delle risorse e dei provvedimenti è stata dedicata proprio alle realtà produttive, per ribadire un principio che molto spesso in passato, troppo spesso dal mio punto di vista, era stato messo in discussione e che invece questo governo vuole ribadire, e cioè che non può esistere welfare, che non c'è stato sociale se a monte non c'è anche chi genera ricchezza. Allora, anche qui mi perdonerete se a citare qualche numero, credo valga la pena ricordare un po' gli sforzi che stiamo tentando di fare, anche per consentirvi di dirci dove possiamo migliorare. Oltre ai miliardi che noi avevamo già stanziato col decreto energia, nella manovra 9 miliardi di euro sono stati stanziati, come voi sapete, per incrementare il credito d'imposta da riconoscere alle aziende
per fronteggiare il caro energia. Abbiamo alzato il credito d'imposta dal 40 al 45% per le imprese energivore e dal 30 al 35% per le altre aziende. Abbiamo rifinanziato lo sconto fiscale sulle accise, pur scegliendo di ridurre, come voi sapete, l'entità dell'intervento, ma rimaniamo pronti a intervenire se ce ne fosse necessità. Ora abbiamo considerato, diciamo, un miglioramento della condizione dei prezzi. Abbiamo prorogato l'IVA al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, abbiamo deciso di sbloccare, anche qui credo un segnale importante, i nostri giacimenti di gas naturale, con quella gas release si definirebbe, che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti, ma anche dà un altro segnale importante, e cioè che l'Italia deve tornare a produrre energia e quello che serve deve banalmente essere fatto. Abbiamo confermato il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35.000 euro e abbiamo aggiunto un ulteriore 1% di taglio del cuneo per i redditi più bassi, per i redditi fino a 20.000 euro. Io su questo, chiaramente, voi sapete che ci siamo dati come orizzonte di legislatura l'obiettivo di arrivare a una riduzione di almeno 5 punti del cuneo fiscale sui redditi fino a 35.000 euro, 2/3 lato lavoratore, 1/3 lato azienda. Ma questo primo segnale, che chiaramente non è sufficiente e su questa strada vogliamo andare avanti, però mi corre l'obbligo di ricordare che è una misura che cuba oltre 4,2 miliardi di euro, cioè è lo stanziamento più significativo dell'intera manovra economica dopo le misure sull'energia. Abbiamo rinviato l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, che, lo sapete meglio di me, avrebbero avuto conseguenze molto gravi per il nostro sistema industriale. Anche qui un impegno preso che abbiamo mantenuto. Abbiamo previsto la detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti dal 10 al 5% fino a 3.000 euro annui, che si aggiunge alla detassazione dei fringe benefit, all'estensione del fringe benefit fino a 3.000 euro. Abbiamo avviato l'attuazione della proposta che noi sintetizziamo nell'espressione più assumi meno paghi, cioè azzeriamo la contribuzione per chi assume donne, giovani fino a 36 anni o percettori di reddito di cittadinanza, purché si tratti di maggiore occupazione. Abbiamo dedicato misure precise anche ai lavoratori autonomi, sia con l'innalzamento della tassa piatta per le partite IVA con fatturato adesso fino a 85.000 euro, prima 65.000, sia introducendo una tassa piatta al 15% sull'incremento del reddito rispetto al massimo livello del triennio precedente. Abbiamo deciso di escludere dalla fine del prossimo anno chi è in condizione di lavorare dalla possibilità di beneficiare del reddito di cittadinanza, perché, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Nel 2023 per queste persone il reddito di cittadinanza si potrà percepire per più di 8 mesi, che è un periodo di ponte, diciamo così, che ci siamo presi perché ci serve a mettere in campo le misure necessarie ad aiutare queste persone a essere inserite nel mercato del lavoro, e in ogni caso il reddito decadrà alla prima offerta di lavoro che viene rifiutato. Una misura di buon senso che intendiamo difendere da ogni attacco strumentale. Io potrei, continuare a lungo, non voglio tediarvi, con la lista della spesa. Vorrei riservare uno spazio di questo intervento anche ad alcune riflessioni che spiegano, secondo me, il contesto in cui si inseriscono queste nostre prime scelte, perché certo questo è solo un inizio, ma secondo me dice dove vogliamo andare. Certo vogliamo fare di più, ma io penso che si debba riconoscere come l'attenzione per le aziende, l'attenzione per i loro lavoratori sia stata e sia una nostra priorità assoluta. Siamo consapevoli, ovviamente, che queste misure, così come le altre che porteremo avanti, perderanno però di qualsiasi efficacia se noi contestualmente non riusciremo a garantire alle imprese l'esistenza di un contesto differente da quello che hanno fin qui trovato nel rapporto con lo Stato, nel rapporto col governo. Per questo noi abbiamo voluto dare da subito un'indicazione chiara sugli obiettivi che ci davamo,
dando concretezza a due principi per noi centrali e che non a caso io ho richiamato dall'insediamento, dal momento del mio insediamento, dalla relazione fatta al Parlamento: non disturbare chi produce, rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi. Su questi concetti qualche breve parola. Come anche dice spesso il Presidente Bonomi, il lavoro non lo crea la politica per decreto. Noi usciamo da una legislatura nella quale ci è stato detto che si poteva abbattere con un decreto la povertà, che si poteva creare lavoro con un decreto, che si potevano fare tantissime cose nei palazzi della politica. Purtroppo non è così. La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori. Quello che compete allo Stato è creare le condizioni perché queste aziende possano operare nel migliore dei modi, perché possano crescere, perché possano fare senza avere paura di trovarsi uno Stato che le combatte piuttosto che aiutarle, accompagnarle. Non disturbare chi produce significa questo, significa che lo Stato deve garantire a chi fa di poterlo fare programmando e pianificando, avendo la certezza dei propri investimenti, sfruttando al meglio le opportunità che vengono offerte. La politica può immaginare le cose migliori, può predisporre le misure più belle, però se poi non agisce determinando le condizioni perché si possano usare e attivare quelle possibilità, tutto questo non serve a niente. E la prima condizione dal mio punto di vista è che le imprese siano rese competitive, che siano nella condizione di espandersi, di ampliare i loro portafogli clienti, di crescere in ricchezza, perché la ricchezza che producono è ricchezza per l'intera nazione. Anche per questo, al di là della manovra, noi stiamo ad esempio rendendo operativa la misura del cosiddetto difensore civico delle imprese, ovvero la titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avocare a sé gli iter autorizzativi bloccati presso altre amministrazioni per rendere certi i tempi di investimento, che secondo me è una questione fondamentale. Stiamo conducendo una ricognizione puntuale opera per opera, gara per gara, dei progetti che dovranno essere realizzati con le risorse del PNRR e non solo, perché anche qui le imprese devono sapere cosa verrà fatto per prepararsi adeguatamente, farsi trovare pronte, farsi trovare competitive quando si partirà con le opere e con i cantieri, fermo restando tutta la materia ovviamente del caro materiali che pure stiamo affrontando, perché in assenza di una capacità di affrontare seriamente questo tema, purtroppo i soldi del PNRR rischiano di non arrivare a terra. Stiamo lavorando anche sul codice degli appalti, perché anche qui servono regole chiare per tutti e che tutti, a partire dallo Stato e dalla pubblica amministrazione, devono rispettare. Il codice deve diventare un pilastro del rapporto tra Stato e imprese, su cui poter fare affidamento senza che venga sottoposto a continue modifiche, come è avvenuto in passato, quando si scopriva di volta in volta che le norme scritte al chiuso di una stanza poi alla prova dei fatti puntualmente non funzionavano. E quel pilastro deve essere costruito intorno a una parola, quella parola è fiducia. Fiducia verso le imprese, fiducia verso chi lavora. Quando dico che il governo crede fortemente nel confronto con i corpi intermedi, non intendo dire che noi vi presentiamo le proposte e voi ci dite se vi piacciono o meno. Intendo dire che insieme dobbiamo ragionare di fissare gli obiettivi e insieme dobbiamo cercare le soluzioni per costruire la strada che ci porta a quegli obiettivi. Per questo il fatto di coinvolgere la sfida al dialogo non è una questione formale. Ecco, io vorrei davvero che si potesse ragionare come persone, mondi, realtà che remano verso la stessa direzione, verso gli stessi obiettivi, e quindi studiare, elaborare insieme le proposte, le soluzioni, le risposte che servono all'Italia e segnatamente al mondo produttivo, ma non solo al mondo produttivo. Noi siamo consapevoli che se l'industria va bene, allora andrà bene anche la nazione. Poi certo spetta alla politica fare sintesi, spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte, e io intendo assumermi e mi assumerò fino in fondo con il governo le scelte che faremo, anche quando questo dovesse costare in termini elettorali. Però siamo qui per fare quello che è giusto prima, che è giusto per la nazione e non quello che è utile per noi.
Io penso che lo dimostri la scelta operata sul tema proprio del reddito di cittadinanza, perché vedete in Italia per troppo tempo si è lavorato per distruggere quella cultura del lavoro che è alla base della nostra nazione, che è alla base dell'articolo 1 della Costituzione italiana. Io penso che il fatto di ribadire con questa scelta che questo governo intende ricostruire la cultura e l'etica del lavoro e farlo insieme a chi fa impresa e a chi produce sia un segnale importante. Poi certo, siamo consapevoli che, come dicevamo, sul taglio del cuneo fiscale ad esempio ci vuole maggiore incisività e maggiori risorse, però penso che valga la pena riconoscere che è una strada che abbiamo deciso di intraprendere subito, e lo abbiamo fatto per dire che da questa strada non intendiamo tornare indietro. Ci sono ovviamente sulla stessa strada molti altri obiettivi che vogliamo centrare, sui quali il rapporto con il vostro mondo, un rapporto che io considero fondamentale, a partire dalla vicenda di una strategia industriale, perché noi possiamo anche avere un confronto circoscritto, diciamo, ai temi propri, no? delle necessità quotidiane, ma io credo che la grande sfida del confronto oggi sia ragionare di strategia. Questa nazione non ha una politica strategica, non ha una politica industriale, una strategia industriale da troppo tempo, e io credo che debba tornare a scegliere dove vuole stare nel contesto geostrategico, su che cosa vuole investire e poi concentrare le risorse su quegli obiettivi, partendo ovviamente dal tema della difesa dell'interesse nazionale, che per noi è un obiettivo anche in Europa. Penso a tutta la vicenda del price cap, al mercato del gas, la tutela del settore del packaging, che è stato oggetto anche delle mie interlocuzioni presso la Commissione europea, che insomma è esposto a rischi proprio in questi giorni. Un piccolo segnale è arrivato, credo anche grazie al lavoro che ha fatto il governo. Insomma, c'è tanto da fare, non voglio tediarvi oltre, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione, e quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, per chi ha soluzioni efficaci, e io sono certa che Confindustria, che voi sarete sempre protagonisti di questo percorso, perché questa strada noi vogliamo percorrerla camminando a fianco del nostro sistema produttivo e industriale, atteso che nessuno meglio di chi fa impresa sa cosa sia la cultura del lavoro, ma anche perché io penso che nessuno meglio di chi fa impresa sappia quanto conti il rispetto degli impegni presi, e questo è qualcosa che anche alla politica vale la pena, diciamo, di insegnare, ecco. E noi, poiché vogliamo rispettare gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini italiani, dal vostro mondo su questo possiamo trarre buon esempio. Io vi ringrazio, mi scuso ancora per non essere lì, vi auguro buon lavoro e faccio tutti un grande in bocca al lupo.